a 15-16 anni tenevo un motorino che mi fu regalato da mio cognato. Era un Typhoon rosso, un motorino che all'epoca ci mi si buttava pure un poco, no? E comunque io ero contentissimo ovviamente perché tenevo motorino, ma potevo fare bucchinaria alla mia via, i guagliungel con gli amici. E vabbè, comunque passano 3-4 mesi che uso questo motorino, tutto a posto. Quando a un certo punto incomincia a si scassare marmite, a si scassare l'acceleratore, mi dava dei problemi. E quindi cominciai a ci spendere un pochi soldi a vicina, no? Finché a un certo punto questo motorino incominciava a fare un rumore che era questo qua. Cioè il motorino mio, io continuamente, tutta la giornata, se un po' passo il motorino perché poi portavo il pizza, lavoravo proprio con il motorino, e costantemente stavo sotto a subire questo rumore che era. Io mo sto facendo così perché imbozzarlo qua, ma era proprio 10 volte superiore a questo qua. Come immaginatevi, cioè, un fastidio che mi poteva dare sto motorino, no? Facesse il rumore. Cioè, che è una cosa che mi ricordo quando scendeva la coppa a sto motorino, no? Mi sentivo proprio libero, cioè, mi sentivo proprio, mamma, dice, mamma, oh, mamma mia, meno male, che sto a sto cocchi, già ci più, costantemente un rumore del genere nell'orecchio, è veramente una cosa fastidiosa, no? Vabbè, però non lo volevo aggiustare più perché mi ero rotto il cazzo, perché ci avevo speso un sacco di soldi alla coppa e non volevo proprio veramente spenderci nemmeno più un euro. E comunque, vabbè, convivevo con questo mio rumore nell'orecchio che però mi stava provocando veramente quasi una sordità perché veramente tutta la giornata che le cose cioè, veramente fastidiosissimo. Figurate che anche gli amici miei che abitano nel mio palazzo mi sentivano la notte quando tornavo, cioè che mi sentivano dalla strada, dicevano c'è Roma a credere e 3 a notte io ti senti tornare a casa perché senti che gli spacci miei motori che fanno pure dell'esagerato, no? Per farvi capire il rumore che faceva, no? Comunque, un giorno andai a villeggiare in un villaggio e praticamente conobbi un amico con cui facciamo veramente molta amicizia, si chiama Mario, o non so se stava avendo video, vabbè comunque lo saluto, ma sa che non so stava avendo. Comunque Mario mi disse, no guarda io faccio meccanica. Oh, dice tu, mi vedi, veramente, cioè, di solito si dice chi trova un amico trova un tesoro, ma chi trova un'amica meccanica trova proprio il tesoro proprio dei Caraibi, secondo me. Quindi, vabbè, facendo amicizia e cose. Ovviamente si parla del più e del meno e io gli spiego questo mio problema che tenevo questo motorino e facevo stu era così che già ci più che mi stai pesando nel cervello metti questo motorino, no? Io si dice no Fabio non ti preoccupare, stai sereno che appena torniamo a casa a Napoli io faccio meccanica e quindi te lo aggiusto io, non ti preoccupare, non ti faccio pava niente, tu metti a posto, tanto so di cosa si tratta, mo becchi te lo aggiusto in pochi giorni. Vabbè, se no che io, mi dico, mazza, ci conosciuto a chissimo, ma con il motorino, bellissimo. Mi fa manca papà, tra l'altro, e mi risolve veramente una problematica che mi sta a cuore. Comunque succede che a sto compagno mi si mette vicino al motorino, passano una decina, una quindicina di giorni, e mi chiama, sento Fabri tutto a posto, te lo puoi venire a prendere, te l'ho aggiustato, e quindi vieni a te la pigliare. Ma io felicissimo perché sai, ma non ci potevo pensare che mo mi pigliavo un motorino che non c'avevo più quel rumore fastidiosissimo. E mo è pigliato tutto contento. Sto amico mio Mario mi diede le chiavi, dice tu guarda appiccolo che mo ti faccio a brigare un rumore non ci stai più. Vai, i piglia, appiccio un motorino. Bello e buono un motorino. Oh, voglio mandare che lo facevo peggio di primo rumore, più di prima. Essendo che mo giustamente io non. Cioè, chi si è mai fatto la io poi parevo brutti cicciati, ma alla mia vita biecchio a cazzo di fare i fatti le peggiorate. Comunque sette zitto e mi dice ah grande grazie Mario veramente cioè ti voglio bene grazie che comunque un giato motorino e mi niente con sto cazzo di rumore di orecchia finché poi a un certo punto poteva si scassare proprio successi i motori uitai proprio però poi fa capisce veramente una cosa no niente volevo raccontare questa storia che non so perché ma te ne ho sfizzare a raccontare questo è quanto dopo scusate se vi ho fatto perdere qualche minuto ma è una storia che non so andava documentata in un modo o nell'altro ciao aiuto